Spiace per quello che è accaduto, la morte di una persona così giovane poi assolutamente è un fatto gravissimo, però è altrettanto vero che non si può soprassedere su questi facinorosi, su questi che hanno fatto questa sorta di insurrezione bruciando bancali, tenendo ostaggi i dipendenti della cooperativa, quindi per questi signori va fatto subito l'espulsione, un'espulsione immediata, dopodiché il centro di Cona e i nostri centri vanno chiusi e gli immigrati vanno aiutati a casa loro e non in Veneto. Non c'è altra soluzione, secondo il governatore Luca Zaia, convinto che quanto successo a Conetta sia la spia di una situazione ormai intollerabile. Quando si dice che le caserme sono il segnale di una mancata ospitalità diffusa, che basterebbe il 3 per 1000 della popolazione e quindi mettere gli immigrati che pesino il 3 per 1000 sulla popolazione di ogni comune, vuol dire non sapere neanche la matematica. In Veneto ad oggi sono arrivati 30.000 immigrati. Bene, di questi 30.000 oggi almeno 14.000 sono i nostri centri di accoglienza e gli altri sono spariti. Io dico che se facessimo il 3 per 1000 di 5 milioni di abitanti fa 15.000, vuol dire che abbiamo già il doppio del 3 per 1000. Quindi noi abbiamo già dato e siamo fortemente preoccupati di quello che sta accadendo e di quello che accadrà. In Bulgaria gli fa eco il leader leghista Matteo Salvini. Dopo un episodio di rivolta simile a questo, centinaia di richiedenti asilo sono stati espulsi. In Italia invece non succederà nulla. Quando sarà al governo, promette, ci saranno espulsioni di massa, chiusura dei centri e navi della Marina Militare che soccorsi i migranti in mare li riporteranno indietro. Contro i campi si esprime anche la presidente del Friuli Venezia Giulia e vice segretaria PD Deborah Serracchiani. Resto convinta che sia necessario aumentare le espulsioni, dichiara, e che i CIE non abbiano funzionato per niente. Per questo ne abbiamo convintamente chiesto la chiusura. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza ha intanto annunciato che aprirà un fascicolo sui fatti di Conetta. Tra i convocati il nuovo ministro dell'Interno Marco Minniti.